Si è tenuto a Forte Marghera a Venezia, martedì 16 giugno, il convegno Alberi urbani e sfide climatiche, organizzato da FEPAV, Federazione Periti Agrari Veneta. Lo scopo era di affrontare un tema cruciale di strettissima attualità: il ruolo del verde pubblico e la gestione del patrimonio arboreo nelle nostre città di fronte ai cambiamenti climatici. Dopo i saluti istituzionali del presidente FEPAV Massimo Pezzuolo, gli interventi del consigliere FEPAV Davide Luzzi sul valore strategico del verde urbano e le tecniche di selezione arborea, del dottor Massimo Crespi, che ha illustrato come i servizi meteoclimatici professionali possano supportare concretamente l'attività dei periti, e l'intervento del dottor Francesco Boldrin dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini. Anche da Venezia vogliamo lanciare un messaggio un po' per tutta la Regione Veneto, perché come collegio, come Federazione dei Collegi Regionali, noi abbiamo la possibilità di conoscere da vicino ogni ambito della Regione Veneto. Per cui anche le città, anche gli aspetti un po' più, come dire, meno conosciuti delle campagne hanno bisogno poi dell'aspetto agronomico, dell'aspetto naturale. E quindi oggi si è discusso in questo contesto, ripeto, storico, della natura, degli alberi, della presenza proprio vegetale all'interno anche del contesto urbano, perché solo così probabilmente potremo anche un po' ridurre il disagio dovuto all'innalzamento delle temperature. E quindi anche l'aspetto agronomico dei periti agrari della nostra federazione può portare il loro contributo. Quindi il perito agrario in questo momento anche un punto di riferimento importante e sempre più agguerrito. Sì, allora va riconosciuto che insomma, lasciamo agli ingegneri, agli architetti competenze importanti, e quindi le progettualità nel loro insieme saranno loro per certi contesti, ma l'aspetto, come dire, dei tecnici delle aree verdi, chiamiamole così, tra virgolette, periti agrari, agronomi e quant'altro, possono portare un contributo concreto anche a migliorare la vita stessa delle piante, perché purtroppo anche alcuni eventi della cronaca recente ci dimostrano che poi le piante cadono con facilità se non vengono curate adeguatamente, se non gli si danno spazi adeguati anche di crescita. E sì, insomma, credo di non offendere nessuno che a volte queste cose vengono un po' disattese nella fretta della progettazione, o quantomeno non sono di conoscenza anche della progettazione stessa. Ecco, ma in un mondo che va a 4.000 all'ora e in un ambiente come la botanica che si parla di centinaia d'anni, come si può coordinare questo? Questo è un cambio di paradigma necessario. L'uomo deve chiaramente sempre al centro del proprio universo, perché così siamo, però deve imparare a convivere, perché senza imparare non può uscirne vivo, diciamo così. È necessario usare dei compromessi che permettano di far convivere l'uomo e la natura anche all'interno degli ambiti urbani che sono il nostro habitat. Nella sua relazione ha parlato dell'importanza della prevenzione, ma soprattutto di avere i dati, però ha anche affermato che purtroppo in Italia siamo in qualche cosa all'anno zero. Cosa bisognerebbe fare per superare questo? È un tema complesso. L'Italia non ha un servizio meteorologico regionale perché è una competenza delle regioni, che va benissimo, le regioni possono distribuire i servizi sui loro territori, ma manca un momento di coordinamento per poter misurare il polso climatico nazionale. Cosa fare? Bisognerebbe fare una modifica della Costituzione, quindi il tema non è facile da affrontare. E secondo lei c'è una volontà politica per farlo? Secondo me il suo osservatorio è così importante? Gli eventi che stanno accadendo spingeranno qualche politico illuminato a muoversi in questa direzione. Però gli altri paesi, sempre nella sua relazione, diceva si stanno muovendo, America in primis, ma anche altri paesi europei. Quindi l'Italia in questo momento qua sta prendendo terreno. Sì, ma è da tempo che non abbiamo il servizio meteorologico, perché quello dell'aeronautica si impegna, ma non ha le strutture in grado di monitorare l'intero paese. Ha poche stazioni, non è il servizio meteorologico nazionale. Quindi l'Italia in questo momento sta investendo in meteorologia attraverso il Dipartimento per la Protezione Civile, sulle reti, sulle infrastrutture, però manca un punto di coordinamento. C'è tutto un gruppo di persone, tra cui ci sono anch'io, che stanno cercando di spingere in questa direzione per creare questo servizio nazionale. Ecco, lei ha fatto una relazione sentita, anche
determinata dalla sua passione per il verde pubblico, però ha fatto notare le tante incongruenze di questo. La politica come potrebbe intervenire e soprattutto vuole intervenire su questo? Allora, la politica per me allo stato attuale è un disastro, un'ignoranza abissale, dovrebbe lasciare spazio ai tecnici. Allora, con i tecnici si dialoga, anche in maniera tosta, ma c'è un riscontro a livello tecnico. Cioè la soluzione tecnica, il politico dovrebbe mettersi da parte, dovrebbe trovare i soldi e basta. Il politico è di passaggio, sempre, comunque. I tecnici, soprattutto quelli pubblici, ci sono e sprecano una vita, per cui loro ci sono sempre. È il politico che arriva, fa disastri e poi va via. Purtroppo c'è un'incongruenza, non parliamo la stessa lingua. E questi sono problemi tecnici che poi si riflettono ovviamente sulla politica, ma il politico dovrebbe avere l'umiltà di dire è una cosa tecnica, vi trovo i soldi e posso lavorare sulle strategie, nel senso voglio una città più verde, più bella, ma poi basta, togliersi dalle scatole.